Bazzecole filosofiche di Sara Trevisan. La sera mutava i colori del cielo sopra le loro teste. La brezza del mare giungeva lontana per recare con sé il sentore della salsedine. La giovane Laila e il pazzo si trovavano sempre lì, sul palcoscenico della loro vita, che quella sera era costituito dalla veranda di un lounge bar lungo le rive della costa. Si erano sistemati sulla veranda per ritagliarsi un angolo appartato rispetto alla calca rumorosa composta dai turisti. Si trovavano lì, ma nessuno dei due avrebbe saputo spiegarne il motivo. Le loro anime risuonavano nel bisogno di eludere il chiacchiericcio inconsistente della gente che passeggiava in costume infradito, cocktail alla mano, la fauna tipica della movida balneare. «Ti piace la musica pop?» esordì il pazzo senza pretese. Laila diede 2 giri di cannuccia al ghiaccio del suo White Russian, mentre osservava con distacco i passanti sul lungomare. Non ho voglia di parlare della musica pop, sinceramente, rispose poi senza trasporto. Avvicinò il suo cocktail alle labbra e buttò giù un bel sorso. Buono, fatto bene, concluse guardando con fare soddisfatto il suo bicchiere. Era un modo come un altro per intavolare una conversazione, ma d'altra parte lo capisco. Hai passato così tanto tempo a crogiolarti nelle domande fondamentali sull'universo che ormai non riesci più a fare altro. Stupido, commentò lei senza neanche guardarlo. Dai che è vero. Il resto è noioso, cercò di giustificare lei, disse Madame Sobrietà. Ma la donna sembrò non voler raccogliere la provocazione, scegliendo il silenzio. Ti stai accendendo una sigaretta, riprese lei alla fine. Il pazzo, infatti, con un movimento meccanico, aveva estratto dalle tasche dei Bermuda un accendino di metallo all'americana e un pacchetto di sigarette piuttosto stropicciato. Lo sto facendo, commentò lui mangiando le parole, intento com'era ad accendersi il veleno. Ti farà male? Lo spero. Le donne non vorranno più baciarti. Non lo fanno comunque. E la pelle invecchia più in fretta. Non riuscirai a farmi perdere il gusto per la mia sigaretta, sorrise il pazzo. Constantine direbbe che si tratta di un suicidio a lungo termine. E allora andrò all'inferno, proseguì lui senza battere ciglio, e romperò i coglioni ai miei compagni di girone con la stessa verve con la quale ti stai ponendo tu adesso. E se fumassi con quelle elettriche? Se devo farmi del male, voglio farlo con stile. Il vapore lo lascio alle signorine. Poi costa, insistette colpevolmente Laila. Oh, scommetto che tu sei la musica New Age, sbottò il pazzo per spezzare la tiltera. Una bella lagna che ti fa rilassare e meditare sui problemi del mondo. Nah, Vaporwave. Vaporwave, ripeté a bassa voce l'uomo, estraendo il cellulare dalla seconda tasca. Wikipedia dice che è una corrente estetica di musica elettronica. Non potevi che ascoltare una cosa del genere. Sempre a tirar graffi stai, proseguì lei sorridendo. Io tiro graffi? Ma se sei tu che rompi da un quarto d'ora. Ma Laila non gli badò molto. E tu che musica ascolti alla fine? Musica classica principalmente, rispose brevemente lui, rilasciando una lunga e soave voluta di fumo. Un po' banale come risposta. La musica classica non è mai banale, al massimo lo è chi l'ascolta e non la capisce.